Sfida tutta da seguire, quella tra Lascari Cefalù e Supergiovane Castelbuono, entrambe intenzionate a fare punti. Chi per provare ad avvicinarsi alla zona playout, chi invece dalla zona playout vuole togliersi del tutto. Con le immagini di Petropiazza entriamo nel vivo di una partita che fa fatica a decollare. La prima azione degna di nota è in realtà un fallaccio al minuto 18 che costa il cartellino giallo a Orara Johnson per il Lascari. Poi sale in cattedra la Supergiovane Castelbuono che inizia a collezionare palle gol. La prima nasce da un lancio di Pennisi che viene inizialmente raccolto da un difensore, poi la Vardera brucia l'avversario ma si fa ipnotizzare dall'ottimo Falibà che riprende da dove aveva lasciato, ovvero dal rigore parato sul campo del San Giorgio Piana. Qui Ba è prodigioso sul colpo di testa ancora di Claudio Lavardera, il quale cerca di fare gol a tutti i costi. Poi c'è questo lancio per Ronde, il quale prova a lottare in mezzo alle maglie della difesa cefaludese. Poi ancora Lavardera con la coda dell'occhio, vede Orozco che incrocia col sinistro ma incrocia male e la palla si perde a fondo campo. Ancora un'occasionissima per la squadra di Vittorietti che continua a puntare sulla corsa di Ronde, il quale difende il pallone. Poi lo scarico e per il tentativo ancora, questa volta di Prestianni, e c'è l'intervento ancora di Falibà. Poi su quest'ultima palla gol da calcio d'angolo si chiude il primo tempo. Un dominio sul piano delle occasioni per la Supergiovane che riprende nella ripresa da dove si era fermata con il lancio per Ronde, il quale prova a prendere il tempo a Ba, il quale è bravo a uscire con i tempi giusti. Poi arrivano finalmente le prime occasioni per la squadra ospite con Senè che si fa ipnotizzare da Campodonico. L'azione prosegue, Ruffino dal limite sfiora il palo con Campodonico che questa volta forse non poteva arrivare. Ancora la squadra allenata da Boncore che ci prova con questo tiro cross di portera. Poi la conclusione di Mineo con la palla che si spegne fuori al minuto 90, però occasionissima per la Supergiovane. Viene lanciato in profondità Cutugno, il quale riesce a battere Ba. Poi sul secondo palo non arriva Salvadori, che non riesce a creare il tap-in vincente. Infine, su questo cross di portera per Senè, che non riesce a trovare la porta, il direttore di gara fischia 3 volte. Finisce pari tra Lascari Cefalù e Supergiovane Castelbuono. Da Sportisili è tutto, alla prossima.